Assessore, buongiorno. Preso al volo, buongiorno, preso al volissimo, sì. Appena finita la giunta. Allora, che dire, so che sul piatto ci sono un bel po' di soldini che siete riusciti ad ottenere. Cosa è successo? Allora, è successo che in qualità di assessore all'ente Parco Delta del Po e delegato nella comunità dei sindaci, sono riuscito ad ottenere, più che altro il parco è riuscito ad ottenere e di conseguenza a ridistribuire sul territorio un buon finanziamento, un finanziamento di 126.000 euro che la Giunta si è impegnata a spendere per i propri edifici pubblici, siano essi il municipio, siano essi le scuole, siano essi le palestre. Quindi molta soddisfazione per questo primo ingresso da parte di Taglio di Po nell'ente parco e nella sua comunità, affiancato, e questa è una chicca, una novità, al progetto di sistemazione del nostro pontile su via San Basilio, pontile per le grandi navi, che verrà risistemato, rifatto interamente, e verrà risistemata tutta quanta l'area circostante al parco, circostante al pontile, per permettere agli autobus di fermarsi e di sostare per caricare i turisti che arriveranno con le grandi navi e che mi auspico siano i più numerosi possibili, visto che adesso abbiamo anche Assonautica che ha preso la propria sede nel comune di Taglio di Po. Ecco, l'ultima domanda, so che lei si sta prodigando per creare Taglio di Po Porta del Delta. Come va questo suo progetto? Allora, questo progetto che vede quest'anno come capofila il comune di Taglio di Po è il progetto della conferenza dei sindaci delle aree interne, che sono i nostri 7 comuni che compongono il Delta. Questo progetto prevede la realizzazione di alcuni manufatti che andranno ad essere installati sulle varie entrate dei comuni che appunto fanno parte di aree interne, Taglio di Po ovviamente compresa. L'idea è quella che si sta concretizzando, è quella di valorizzare la rotonda che c'è sulla strada provinciale, che prenderà tutte le persone che arriveranno da Verona, Rovigo e che andranno a visitare il Delta e che incontreranno la prima porta, che sarà appunto il comune di Taglio di Po. Questo progetto tra l'altro mi fa piacere anche da un altro punto di vista, perché anche in qualità di assessore alla scuola, per sviluppare l'idea di quello che sarà per tutti quanti i comuni, sono state interessate tutte quante le scuole. L'architetto Pregnolato, ad esempio, ha avviato questi incontri con gli studenti. Il primo è stato il 25 aprile, lunedì 25, ieri, con la scuola di Taglio di Po, dove è stata incontrata la classe quinta insieme ad un esperto, proprio per valorizzare quelle che sono le tradizioni, la storia e il comune di Taglio di Po, cosa che verrà poi replicata, ripeto, in tutti gli altri 7 comuni.